a venire. Preghiamo insieme consacrando questa serata, questo compleanno, questa data importantissima a colui che ha reso possibile tutto questo, il nostro Signore. Amen. Padre, nel nome di Gesù, noi ti preghiamo in questo momento perché tu possa essere qua questa sera in mezzo a noi, come sei stato in questo luogo per 18 anni. Signore, io ti chiedo di benedire la vita di ognuno di noi questa sera, che oggi possa essere una sera di rinnovo, Signore, sapendo che questi 18 anni non sono un traguardo, ma è una partenza per una vita bellissima insieme a te. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo, sii presente con noi questa sera e benedici la tua Chiesa. Amen. Alleluia. Alleluia. Pressati, ma non siamo crollati, perplessi ma non disperati, siamo ancora in piedi, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui vediamo nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui vediamo nazione santa, siamo la sua Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che
persecuzioni non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, siamo la sua chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Che tu dichiarassi ancora una volta il ritornello che dice non camminiamo per ciò che vediamo. Cantiamo insieme. Tu che fa parte e ha fatto parte di questa storia della DM Verona, dichiara questo insieme a noi, amen? Non camminiamo. Non camminiamo Dichiari. Per ciò che vediamo. quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Noi siamo la chiesa, viviamo bene, siamo ancora in piedi. Gloria a Dio, alleluia, gloria, 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 gloria al Signore, amen, amen, alleluia, 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 alleluia. Alleluia, noi vogliamo ringraziarti Signore per questo 18 anni, noi vogliamo ringraziarti Signore perché noi possiamo dire che noi abbiamo fatto parte della storia della DM, noi abbiamo fatto parte della storia di questa chiesa Signore. Noi vogliamo ringraziare soprattutto te Signore, che se non fosse la tua presenza, se non fosse il tuo agire in questa chiesa non sarebbe ancora in piedi. E per questo noi vogliamo dichiarare, Signore, che i cieli si apriranno in questo luogo e che la tua presenza si sentirà questa sera. Sopra il trono di giustizia in eterno riraire, lui tornerà per governare le nazioni. Mio amore che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Sopra il trono di giustizia
l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Che lui ci sta il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che lui ci sta il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Dichiariamo che il cielo si aprirà in questo luogo. Dichiariamo. Che si apra il cielo. Che si apra il cielo. Che si apra il cielo. Venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo. Venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Dichiari: sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te, sovrannaturale
più forte, dichiara: io credo. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Oggi stavo finendo di creare il video, quello che abbiamo visto prima, e avevo nostalgia di quei tempi passati. Molti di noi hanno vissuto quei tempi, eppure finché sfogliavo le foto, finché sistemavo, mettevo la musica e tutto il resto, Dio ha cominciato a parlare una cosa nel mio cuore: non rallegriamoci di quello che Lui ha fatto nella nostra vita, rallegriamoci di quello che Lui ha ancora da fare nella nostra vita. Quando noi festeggiamo un 18° compleanno, noi non siamo felici perché abbiamo vissuto 18 anni. Noi siamo felici perché possiamo cominciare a guidare, possiamo cominciare a firmare, possiamo essere grandi. Quello è quello che noi festeggiamo oggi. Noi oggi diventiamo grandi, noi oggi raggiungiamo la maturità, quindi non rallegriamoci di quello che abbiamo vissuto, rallegriamoci di quello che Dio ha ancora da farci vivere. La tua chiamata non è persa, la tua chiamata non è stata sotterrata. Dio oggi ti chiama ancora una volta e ti dice: rallegrati di quello che io voglio fare vivere nella tua vita, rallegrati di quello che voglio farti vivere, rallegrati di quello che ancora ho per te, perché con Lui in cui io credo ha la forza da mantenere il suo deposito fino alla fine dei tempi. Dio ha qualcosa nella mia vita e io non abbandonerò quella cosa, perché io credo che colui che è dalla mia parte conserverà la mia chiamata, conserverà la mia salvezza, conserverà ciò che avevo in mente di farmi fare fino alla fine. È bello guardarci indietro, è bello vedere ciò che Dio ha fatto per noi, ma questa sera, in questa sera di festa di 18 anni, voglio dirti: rallegrati, rallegrati, perché Dio ha ancora tanto da fare con te, Dio ha ancora tanto da fare per te. Amen. Amen. Facciamo un applauso a questo Signore. A tutti voi che hanno portato oggi la loro offerta, la loro decima, avete la libertà di offertare alla casa del Signore. Tu che oggi sei un visitante, non sentirti assolutamente costretto a fare questo gesto. Tu che sei un membro della Chiesa, altrettanto non sentirti costretto. Quello che Dio ci insegna è che noi dobbiamo portare ciò che abbiamo nel nostro cuore. Quindi tutto ciò che oggi c'è nel tuo cuore di portare alla casa del Signore, hai la libertà in questo momento di portarlo. Se la nostra Chiesa ha vissuto 18 anni, è anche attraverso le nostre offerte, attraverso questa nostra forma di adorazione a Dio. Tu che oggi non hai con te la tua moneta, non hai con te la tua banconota, vuoi comunque portare qualcosa alla casa del Signore, troverete
la missionaria Giosiane lì che vi aiuterà con il bancomat che vuoi offertare in questo modo. Facciamo una preghiera in questo momento. Signore, nel nome di Gesù io ti chiedo di consacrare le nostre decime, le nostre offerte, le nostre primizie, Dio, quello che oggi noi abbiamo veramente nel cuore di portare a te. Li vogliamo portarlo perché noi crediamo che tutto ciò che abbiamo viene da te, vogliamo portarlo perché noi ci teniamo alla tua casa, vogliamo portarlo perché noi ci teniamo alla tua opera, Dio. E io ti chiedo, Padre, in questo momento che tutto ciò che entrerà oggi nella tua casa possa essere usato al meglio per la tua opera su questa terra, Signore, che ogni cosa venga a cooperare affinché il tuo regno possa prosperare in mezzo a noi per ancora molti e molti anni, nel nome di Gesù. Amen. So che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore, insieme agli angeli io canterò, degno è l'agnello che si è donato. Egli viene,
veramente una gioia vedere tutti questi volti questa sera, persone che magari non vedevo anche da tanto tempo, persone che magari ho visto in questi giorni montando questo video e di cui speravo magari la presenza qua, ma non ero sicuro. Voglio veramente con tanta gioia ricevere tutti quanti voi che ovviamente già fate parte della Chiesa, tutti voi che ogni sabato siete qua con la pioggia, con il sole, tutte le intemperie, ma anche tutti voi che oggi siete venuti a trovarci, a rallegrarci con noi in questo giorno, in questa data del 18° compleanno. Voglio salutare la famiglia di Gustavo, la famiglia di Cico, di Pastor Rodrigo, presbitero Marchigno, benvenuto, Sireneo, Carlo, è una gioia averti qua, Rosi, ma la Rosi già ormai presentata e tutto il resto. Pastor Giovanni, siamo molto felici di vederti ancora qua insieme a noi. Ci sono anche dei visitanti questa sera che ci visitano oggi per la prima volta. C'è con noi Geula, se non sbaglio, Pietra, Paolo, Gelton e Gabriella che sono lì dietro, giusto? Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. È con tanta gioia che però io vorrei anche presentare una persona che tutti voi o quasi tutti voi conoscete, il nostro Pastor Ronaldo. Io vorrei invitarti, se possibile, a dare un saluto alla Chiesa. Siamo veramente felici di averti qua oggi. Fratelli, vi saluto con la pace del Signore, amen? Gloria a Dio, che piacere stare sempre qua, mi sento sempre in famiglia, rivedere tanti altri fratelli che abbiamo conosciuto. Credo che qua abbiamo passato, presente e futuro. La Chiesa, vuol dire che la Chiesa è viva, la Chiesa cresce, la Chiesa va avanti, perché le persone pregano, le persone confidano nel Signore. E ogni volta che vengo qua, vengo con piacere, veramente, perché siete la mia famiglia, fate parte della mia famiglia. Ma volevo lasciarvi un versetto dell'Epistola dell'Apostolo Paolo
ai Romani capitolo 8, il versetto 37, ma in tutte le cose siamo più che vincitori. La Chiesa del Signore trionferà, la Chiesa del Signore sarà sempre vittoriosa, anche con le difficoltà, anche con i problemi, perché è tramite il problema che noi cresciamo, è tramite il problema che noi riusciamo a vedere la mano, il miracolo del Signore. Gesù sta tornando, è tempo di continuare e avere più fiducia nel Signore. Stiamo vedendo segnali dappertutto, ma la Chiesa del Signore trionferà. Continuate così. Io credo che questa Chiesa crescerà sempre di più. Questa comunità è una comunità scelta da Dio per fare la differenza. E io credo che il Signore è con voi, è con noi, perché Lui è Dio e fa parte di questo progetto sicuramente. Dio benedica Pastore Enrico, la missionaria Pastore Andrea, tutte le persone che fanno parte di questa famiglia. Amen? Un grande abbraccio nel nome di Gesù. Amen. L'ultima famiglia che abbiamo da presentare, che oggi miracolosamente è qua con noi, perché è da anni che cerchiamo di portarli in Italia. Ci sono predicatori che vengono molto più spesso, loro non vengono mai. Ma grazie a Dio oggi sono qua insieme a noi, la famiglia del pastore Emerson, missionaria Jesi Claire, e insieme a loro c'è anche Filippa, che è una benedizione nella loro chiesa. Noi abbiamo avuto modo di essere ospitati da lei e dalla sua famiglia quando siamo stati là in Portogallo, abbiamo visto la sua dedizione e il suo amore per l'opera. In questo momento volevo invitare qua la missionaria Jesi, che ci canterà una lode. Ho sperato fino in fondo che ci cantasse il suo cavallo di battaglia di quando lei cantava anni fa. Eis o mar, atrás vem Faraò. Però mi è stato detto non insistere nelle richieste, già sono arrivati qua. Allora, amen. Lodiamo insieme al Signore. A paz do Senhor, irmãos. Eu não vou arriscar o italiano. Alguém vai falar para mim? Cadê a Gabi? Vem cá, Gabi. É porque também não tem o maestro Evilson aqui com a gente, né, irmãos? Ficaria completo se tivesse o Evilson, é ou não é, Hélio? Vocês... Quer falar comigo? Vocês não sabem a alegria no meu coração de estar aqui hoje. Non sapete l'allegria nel mio cuore di essere qua oggi. Essa igreja faz parte da nossa história, né? Questa chiesa fa parte della nostra storia. É uma alegria imensa e eu sou grata ao Senhor. È un'allegria immensa e io sono grata al Signore. Então, vamos louvar o Senhor. Eu não quero falar muito não, porque senão a gente começa a chorar. Eu demorei tempo para fazer a maquiagem, viu? Lodiamo al Signore perché sennò cominciamo a piangere, ci ho messo tempo per fare il trucco. E daí, como é que você falou, Eto? Com'è che hai detto? A velha vanguarda? La vecchia guardia. Falta aqui algumas pessoas, né? Mancano alcune persone qua? Sim, mas nós vamos louvar o Senhor e você vai cantar junto com a gente, Ma amém? loderemo il Signore e tu canterai Fica para insieme a a noi. próxima, tá bom, Pastor Henrico? Restiamo alla Na prossima. Sim, a gente vai ensaiar e vamos louvar o Senhor. La prossima canteremo. Você deve saber, canta com a gente, que Ele é maravilhoso, Ele está presente aqui neste lugar. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos e nós estamos aqui somente para render louvor a Ti, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Chega para o Senhor e nunca me cansarei. Oh, Jesus.
alto, irmãos. Eu declaro, Io dichiaro, em nome de Jesus, in nome di Gesù, que essa igreja questa chiesa será próspera, sarà prospera, será um lugar de refúgio, sarà un luogo di rifugio, será um lugar abençoado, un luogo benedetto, porque ela pertence, perché la mia alma ao Senhor al Jesus. Signore di Gesù. Aleluia. Dê uma salva de palmas para glorificar o Senhor, amém? Glória a Deus. Pastore Emerson, puoi farci l'onore, puoi farmi l'onore di venire qua con me? Chiamo già anche la missionaria Sonia, che lo aiuterà nella traduzione. In realtà lui sa benissimo parlare italiano, quando parla con me parla solo in italiano. Ma come ho detto, visto che è qua, non facciamo troppe richieste, lo lasciamo parlare in portoghese, se no non torna più. Posso dire una parola su questo uomo, scusatemi, perché quello che ho detto anche quando siamo stati là in Portogallo, nella loro chiesa, siamo stati ben ricevuti. E lui continuava a presentarmi come il suo amico, il suo fratello, questo è il mio amico dall'Italia, mio amico. Io di cuore ho detto, guarda Emerson, tu non sei per niente mio amico. Mi dispiace dirtelo, ma tu sei mio padre. Emerson è il mio padre spirituale. Su questo pulpito le persone che cito di più sono Gesù, l'Andrea e Emerson. Anche se non dico il nome, quella persona che dico sempre che mi ha portato a Dio è stato quest'uomo qua. E spero che questa sera, non spero, ma ho la certezza che questa sera tanti di noi potranno avvicinarsi di più a Gesù, come è successo con me nel lontano 2010, in un culto, in una congregazione a Caldiero. C'erano 5-6 persone. Ma quella sera Dio ha parlato al mio cuore, io ho accettato Gesù, ho fatto quella bella confessione di fede e oggi siamo qua. E è un piacere per me presentarvi mio padre Emerson. Possiamo alzare la mano verso di lui con gentilezza? Potete ripetere con me: Dio, in questo momento usati di Emerson. Amen. Glória a Deus, amém? La sorella. Pace a tutti, ringrazio questo momento, era para já estar aqui há muito tempo atrás, né? Mas Deus permitiu que fosse agora, amém? Tome seu lugar, tome seu lugar. Antes de tomar o seu lugar, dá uma olhadinha aí pro irmão. Possiamo sederci? Dai Sì. un'occhiata al tuo fratello Cumprimenta ele, dá e congratulati con lui Ecco. Hai fala, seja bem-vindo. e digli sei benvenuto. Ecco. Ah, isso mesmo, dá um sorriso para ele. Dai un sorriso a lui, Mostra os dentes, é tão bom. è così bello. Eu, por algumas ocasiões eu ministrei na Suíça com tradução, né? Io in alcune volte ho predicato con la traduzione E eu quero que a igreja tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? e quindi chiedo che la Chiesa abbia un po' di pazienza con me. Amém? Eu quero agradecer a Deus. Olha, Voglio ringraziare a Dio, mas agradecer a cada um de vocês. ma voglio ringraziare ognuno di voi. Vejo pessoas novas aqui, Vedo persone né? nuove qui, Mas também quero agradecer a nossa igreja lá em Abrantes, Portugal. ma voglio ringraziare anche la nostra Chiesa là in Portogallo, A todos os obreiros, tutti gli operai, Pastor Newton, il pastor Nilton, família marchante missionária Fausta, la famiglia marciante, missionaria Fausta, a toda a igreja que tutta la Chiesa tem me suportado nessa minha ausência lá, né? che mi ha supportato in questo periodo. Então, quero agradecer a Deus Quindi voglio ringraziare Dio em primeiro lugar e também a vocês, a cada um de in vocês. primo luogo cada e ognuno di voi. Eu sabe, Sapete, io
no mês de agosto eu fiz um casamento. Nel mese di agosto ho fatto un matrimonio E de uma pessoa muito especial para mim e para di minha una persona esposa. molto speciale per me e preziosa. O pastor Henrico era ali. Il pastore Enrico era lì E foi muito difícil para mim fazer esse casamento porque é uma pessoa que eu considero como filha para mim, né? ed è stato molto difficile per me fare questo matrimonio perché è una persona che io considero come una figlia. E por isso que agora eu entendo os pastores quando não querem fazer cerimônia de casamento E dos adesso seus filhos. capisco perché i pastori non vogliono fare il matrimonio delle loro figlie, Porque é muita emoção. perché é sono molte emozioni. E foi para mim um pouco assim, sabe, È stato difícil. per me un po' così, sapete, difficile. E também para mim é um pouco emocionante estar aqui, ver essas fotos, E anche per me era molto emozionante poi vedere queste ver foto, pessoas que eu não vedere le vejo há tanto persone che tempo. non vedevo da tanto tempo. Nossa, o Hélio, Marquinhos, Marius, olha o Kiko, olha tantas pessoas aqui. Guardate qui quante persone, Mas pessoas ma novas persone também. nuove anche. Quando eu saí daqui eu lembro de algumas Quando sono pessoas uscito da qui io ricordo di alcune persone que estavam chegando che stavano arrivando e hoje estão aqui firmes. e adesso sono qui ferme. Uau! Wow, Isso é fé em Deus, sabe? questa è Isso fede in Dio. E isso só comprova que esse trabalho dessa igreja está no caminho certo. Questa è solo una prova che questa chiesa è nel cammino giusto. Quero agradecer a Deus Voglio ringraziare Dio por todos vocês que fazem parte também per tutti voi che fate parte do meu ministério. del mio ministero, Porque foi aqui que eu aprendi, perché è qui che io ho imparato, foi aqui que eu fui corrigido, è qui che io sono stato corretto, disciplinado. disciplinato, Foi aqui que eu è qui che io aprendi ho as imparato maiores lições le maggiori lezioni que hoje eu posso usar no ministério que Deus outorgou a mim. che oggi io posso usare nel ministero che Dio vuole per me. Então agradeço a Deus E porque quindi essa ringrazio igreja, Dio perché questa chiesa, eu sou fruto dessa io casa, sono frutto di questa casa, de cada um de vocês. di ognuno di voi. Em algum momento da sua vida orou por mim, In qualche momento della tua vita hai pregato per me, por minha esposa, per la mia moglie, e não posso deixar de agradecer também a mulher mais e linda non dessa posso noite que non está aqui. ringraziare la persona più bella che c'è Se qui. coloca em pé. A missionária, alzi. eu falo lá, irmãos, mulher de pastor tem nome, né? Fratelli, Eu falo, dico mulher do che pastor, Gesi Claire, minha mogli del amada, pastore hanno un digníssima nome. esposa. è la mia moglie, Gesi Quero Claire, agradecer a Deus pela vida dela, e voglio ringraziare Dio per la sua vita, que se estou onde estou, perché se io sono dove sono, é porque Deus também confirmava cada passo no meu è perché ministério, Dio confermava ogni passo nel mio ministero, na vida dela também. nella sua vita. Então, agradeço a Deus pela vida E dela. quindi ringrazio il Dio per la sua vita. Eu estou muito emocionado, muito Sono molto emocionado mesmo, emozionato, molto sabe? O emozionato. Enrico, agora Enrico. sou pai, irmãos, que é isso? Enrico adesso è papà, Mas um pai muito alegre e feliz, sabendo que deixei um legado. ma sono molto felice perché ho lasciato un qualcosa che mi ha legato. Não sei. A diferença da La herança differenza e o è- legado. Ah, Legado la são differenza princípios, tra valores. un'alleanza e un legamento tra O la differenza sono i legado é principi e i onde valori. herança a gente deixa dinheiro, materiais, bens, né? La- Legado, L'eredità, le persone lasciano i materiali, o legado são princípios, valores ma le eredità sono principi e valori que a gente leva. E eu vejo isso na che le vida persone portano. desse casal, né? Da E vida io do vedo in Henrique. questo matrimonio, nella vita di Enrico, Então eu glorifico a Deus pela vida dele. e quindi glorifico a Dio per la Amém. sua vita. Quero fazer uma pregueira. Voglio fare una preghiera. Feche Chiudi i seus tuoi olhos. occhi. Feche seus olhos. Para nós entrarmos na palavra. Pai, eis-me aqui, Senhor, como servo teu. Que a tua palavra tenha objetivo claro e específico para cada um daqueles que aqui estão, Senhor Deus. Que o teu Espírito haja conforme a tua vontade e que o teu reino seja estabelecido cada vez mais aqui nesse lugar, Pai. Assim eu peço, oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos. Aprite la vostra Bibbia, fratelli. Eu quero Io voglio Gênesis, melhor, Gê- Êxodo. Esodo. Eu sei que alguns vieram aqui para me ver, né? Mas eu não tenho nada, irmãos. Nada. Tendo isso, eu não tenho nada. O que tenho é da parte de Deus. Io so che è molto strano vedermi qui, ma io non ho nulla, tutto quello che ho è da parte di Dio. Eu sei que às vezes Io so a che a amizade, volte l'amicizia, o carinho, o amor, o respeito l'affetto, il rispetto, que a gente tem uns pelos outros. quello che le persone hanno uno per l'altro, Mas isso, irmãos, ma questo, fratelli,
Não é nada se a gente não tem non è nulla se le persone non hanno o Espírito Santo, lo Spirito a Santo, palavra, la parola, e sermos guiados por elas. e se non siamo guidati da essa. Então eu espero que vocês não lembrem de mim aqui pela minha roupa E quindi spero che voi non mi guardiate per quello che ho, non mi ou giudichiate, por aquilo que o per quello por aquilo que eu fiz no passado, o per quello che ho mas fatto nel passato, lembram de mim pela palavra ma de che Deus. ricordiate di me per la parola Sabe, di Dio. lembrem de mim porque Deus falou Ricordate di consigo. me per la parola di Dio perché Dio ha parlato con Eu voi. falo sempre na igreja onde eu estou. Io dico sempre nella chiesa dove Numa sono, pregueira, in una preghiera, a gente traz muita informação. ci sono molte Mas se a informazioni, gente pega uma palavra ma só se le persone prendono E a una gente sola pega aquela parola palavra. e prendono quella parola e registramos elas na nossa mente, e registriamo a gente quella pega nella aquela nostra palavra mente e prendiamo quella parola medita nela e meditiamo e nessa pratica e ela. la praticano. É isso que nós queremos. Então, È nessa questo noite, che noi desideriamo. E quindi questa sera eu quero que você pegue algo que Deus vai falar consigo. io voglio che voi prendiate palavra- qualcosa che Dio parlerà con voi, ou una já parola falou, o qualcosa che ha già mas parlato, principalmente ma nesse momento principalmente onde in a questo momento palavra che de la Deus parola di será Dio ministrada. sarà Então, ministrata. não olhe para o Emerson aqui. E quindi non guardate per Emerson Olhe para qui, aquele que está aqui como um vaso, um ma servo guardate de per Deus, chi è qui come un vaso, che è un servo falho, di Dio, che è que é sbagliato, pecador, che è peccatore, que é uma pessoa que falha como qualquer um de vocês. che è una persona che parla con qualcuno di Eu voi. sempre falo, irmãos, eu não estudo para pregar. Io sempre parlo, non studio per pregare, Eu estudo Io porque studio eu preciso perché ho aprender. bisogno di A imparare. consequência daquilo La que eu aprendo, eu conseguenza di quello che io partilho com a imparo igreja. e condividerlo con la Chiesa. Eu sei que parece para alguns um pouco, mas é Io so isso. che per qualcuno sembra un po' così, però è Então così. quero partilhar aquilo que Deus falou comigo. E quindi voglio Quello che o condividere Spirito tutto Santo quello falou che Dio comigo. ha parlato con me, lo Spirito Então no livro Santo ha de parlato con me. Êxodo 16, Quindi nel libro di Esodo 16 eu ho visto che siamo uno in Cristo, siamo un in Cristo. Porta la mia Bibbia in italiano, per favore. Oh, guarda. Grazie Enrico. Siamo uno in Cristo. Questa parola mi ha parlato Enrico, che è la parola della Chiesa, uno in Cristo, uno in Cristo. Io ho sentito di trasportare una parola che io già avevo in mio cuore, già da tanto tempo, giusto? Eu acho que a Sônia vai ficar confusa aqui, né, Sônia? No, non tem problema não, pode ficar à vontade. E è una parola che ho già pregato anche nella mia chiesa, sai? E voglio partilhare con voi. Lascialo in Genesi, perché possiamo, sai, capire un po' quello che voglio parlare così veloce e direto serei com a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, falam desse cuidado de nós podermos entender e sermos um em Cristo Jesus, né? In Efesini la parola parla di noi fare attenzione ad essere uno in Cristo, Mas mais um pouquinho adiante ele fala de nós ma un po' prima aprendermos parla che noi dobbiamo a despir-se do velho homem imparare a lasciare il vecchio uomo e nos revestirmos e do novo, rivestirci del nuovo, correto? corretto? É algo É que é questo. importante para a gente entender e È questo che è importante che compreender le isso. persone capiscano e Sai? comprendano. Principalmente no verso 20 do Principalmente capítulo nel 4, versetto 20 que diz del assim: capitolo 4 che dice così. não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Non è questo che voi avete imparato da Cristo? O que nós aprendemos com Cristo, irmãos? Che cos'è che abbiamo imparato con Cristo? O que a gente aprende com Che Cristo cos'è che Jesus? impariamo con Cristo Gesù? Aprender com Cristo, irmãos, é entender Imparare con que Cristo è, fratelli, Gênesis capítulo 2, verso 18, Genesi capitolo 2 versetto 18, quando o Senhor diz, né? quando il Signore dice Ele disse uma palavra muito clara, Ele disse: disse uma palavra não é bom muito que o clara. homem viva só. che l'uomo non viva solo. E muitas vezes a gente entende isso como traz para o casamento, né? Uma relação matrimonial. Não, o Senhor está falando E molte volte le persone vedono questa cosa come nel matrimonio, ma il Signore sta parlando de comunhão, di comunione, de relacionamento. di Ali ele relazionamento. começa a estabelecer um E lì princípio inizia a stabilire un principio que muitos de nós devemos entender e compreender Que no mu- contexto hoje che molti di noi dobbiamo capire con il testo di oggi, de igreja, come Chiesa, de corpo. di corpo. É isso que Deus quer nos ensinar. È questo che Dio vuole insegnarci. Então devemos nos limpar e E pegarmos quindi noi aquilo que dobbiamo pulirci o e testo è prendere ben quello claro, che il testo né? qui dice ben chiaro, espolhar-se del vecchio uomo e rivestir-se del nuovo uomo.
E aí, se você ler o texto, ele fala dos pensamentos Questo errados, è, voi vedete che nel testo parla di cose sbagliate, dos desejos. di desideri. Romanos também fala, né? 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Parla anche di trasformarsi per il vostro intendimento, para que a gente descubra qual é a boa, perfeita, agradável perché vontade le de persone Deus. scoprono la buona, perfetta e volontà gradevole. E eu quero trazer esse texto porque Io voglio portare questo testo perché eu tenho aprendido que há Perché ho muito imparato de Deus che c'è molto di Dio que a gente só experimenta che le persone solo sperimentano na relação uns com os outros. nelle relazioni uno con A gente vai l'altro. ter muito, sabe? Le A gente, persone hanno molto, a gente vai ter muita experiência com Deus, le persone avranno com o molta Espírito esperienza Santo. con Dio, con lo Spirito Quando a Santo. gente entende que a comunhão com o meu irmão Quando le persone é capiscono che la necessária, comunione con mio fratello è é necessaria, importante. è importante. A gente precisa entender isso. Le E perso- quando a gente não busca essa Le comunhão, persone hanno bisogno di capire questo e quando le persone non cercano questa comunione, a gente deixa de le persone ver a lasciano presença de Deus, de di sentir a vivere la presença presenza de di Dio, Deus. di sentire la presenza di Dio. Sai, Sapete? o apóstolo Paulo, quando L'apostolo- ele estava lá naquele caminho onde ele caiu, L'Apostolo Paolo quando era A là gente in quel precisa cammino dove è entender caduto, le persone que o hanno bisogno Senhor di ele capire usou um profeta che il Ananias Signore ha usato il profeta Anania para ir impor as mãos per sobre imporgli ele, le né? mani su di lui. O Senhor, ele deixa bem claro a Il Signore importância lascia da molto chiaro l'importanza comunião. della comunione, porque a intimidade, perché irmãos, l'intimità, com Deus fratelli, con Dio não faz a igreja crescer. non fa la O que Chiesa faz a igreja crescere, crescer é a comunhão che do fa corpo em crescere Cristo Jesus. la Chiesa è la É a comunione comunhão con que il nós temos uns corpo, com os outros. A intimidade è é la bom, é comunione che abbiamo necessário. l'una con l'altro, Porque senão Deus mesmo poderia ter descido lá e tocado em Paulo. perché sennò A comunhão de Ananias la comunione di Anania em estar apto a ouvir, era Ao- in ascoltare, a obedecer. a obbedire. Ananias até em determinado Anania momento, irmãos, ele arrivato in un momento in cui quis até ha voluto persino contradizer Deus. Falou, Deus, mas tem contraddire Dio. certeza Ma sei sicuro, Dio, que é esse homem que che o è Senhor questo quer que eu uomo faça isso? a cui il Signore vuole che io faccia questo? Ele queria questionar até mesmo Lui voleva questionare nello stesso mas havia modo, uma intimidade sim. ma c'era un'intimità. E aí Deus falou, esse é um vaso E escolhido Dio ha para mim. parlato, questo è il vaso che ho scelto. Sabe, irmãos, tantas voltas a gente pensa assim dessa forma. Sapete, Né? fratelli, tante volte le persone pensano, Deus quer usar você. Dio vuole usare Deus te, quer usar a comunhão que você tem com o teu irmão. Dio vuole Deus usare quer la comunione usar che o tu hai con tuo relacionamento fratello, Dio da vuole usare il igreja relazionamento para que o della Chiesa, reino de perché il regno Deus di Dio seja estabelecido de sia forma stabilito in una forma concreta, real, concreta, no reale, lugar onde nós nos nel luogo dove encontramos. noi ci incontriamo. É difícil, é. È difficile, sì. Por isso que nesse texto de Gênesis, Perché de per questo Êxodo, in questo testo di Êxodo Esodo 16, verso 3, 17, versetto o 13, Senhor ministrou ao meu coração algo bem simples e direto. il Signore mi ha detto qualcosa, ha ministrato qualcosa di ben diretto al mio cuore. Um versículo bem. Se Um você quiser versículo ler, bem- pode ir italiano, pode ler. Verso 3 do capítulo 16 de Êxodo. Ok. Capitolo 16. Versetto 3. Ok. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Amém. Così, va bene. Versetto 3. Por que eu estou trazendo esse texto, irmãos? Perché sto portando questo testo, sabemos que fratelli? esse texto fala de um Noi povo que sappiamo foi che questo tirado de testo um parla lugar di un popolo che è stato tolto da un luogo e agora estavam e adesso indo sta para um andando caminho, para um in lugar onde cammino Deus tinha prometido a per il eles. luogo che Dio aveva promesso. E aí nós vemos E que noi nesse vediamo processo, che in questo processo o Espírito Santo falou lo comigo há Spirito Santo ha muitos parlato anos con a me respeito molti disso. anni fa rispetto a questo, Porque eu vim do mundo também, eu Perché não eu vengo nasci do no lar mundo. cristão. Com conceitos e ideias totalmente equivocadas. il mondo ha concetti e idee totalmente Aonde equivocate. eu tinha a minha forma de viver, Io e muitas vezes a venivo gente da un mondo usa dove avevo il mio modo di vivere, molte aquela volte, forma, a quella gente é forma, fruto do meio ao qual a gente vive, e isso é real. e molte volte le persone sono frutto del luogo dove vivono. Sabe e que eu questo è vejo vero. hoje, eu falo muito lá na igreja onde eu Sapete perché oggi io parlo molto in quella chiesa dove sono?
que muitas vezes a gente é condicionado por tudo aquilo que a gente Che vê e molte ouve. volte le persone sono condizionate Sabe? per quello che vedono e ascoltano. Imagina você Immaginate todos os dias Se tutti i escutando giorni pelo menos tu 2 ou ascolti 3 horas a respeito de uma almeno 2 o visão, 3 ore de, riguardo una visione, de algo, de um di qualcosa, di princípio, un principio, que vai, às vezes, por mais que você ainda che não alcune aceite, volte, anche se tu non lo accetti, mas esse princípio, ma questo esse principio conceito, questo ele concetto vai derrubando algumas barreiras, toglierà alcune barriere até mesmo dos persino mais convictos quelli na fé. più convinti nella fede. Você vai mudar. Tu cambierai. Todo dia, você deixando Tutti i giorni, se tu essas lasci informações. queste cose- É o que está acontecendo hoje. Isso È quello acontece. che succede oggigiorno. Sabe, eu fico muito alegre de Sapete, ver io sono- muitos homens Sono aqui. molto felice di vedere molti uomini qui. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Ma sapete quello che vedo, fratelli? Dove siete l'uomo e il sacerdote di casa? Aonde que estão os homens? Dove sono gli uomini? Os sacerdotes do lar. I sacerdoti della casa. Cadê aqueles homens que se Dove levantam em sono quegli oração? uomini che si alzano in Cadê os preghiera? homens que pagam o preço? Dove sono quegli Que uomini lutam che pela pagano sua un casa, prezzo? pela sua Che família? lottano per la sua casa, per Onde la sua estão os homens que famiglia? lutam pelos princípios e valores de Dove Deus sono gli dentro uomini do che lar? lottano per i principi e i valori di Dio? Dove sono? Dove E aí você vai para aquilo que nós vemos hoje E na allora mídia voi social, andate per quello che noi vediamo tudo oggi. colocado de uma forma Tutto onde messo a in una forma visão do dove la homem visione dell'uomo é distorcida, è distorta, seja nos filmes, sia nei film, nas novelas, nelle seja nos telenovele, meios sociais. nelle reti sociali, Homens, uomini, pai falido no relacionamento familiar, genitori falliti nei relazionamenti ou um familiari, pai ubriaco, padri ubriachi ou um pai o padri com as suas con le escolhas sue scelte contestadas. A contestate. visão do homem sempre La visione distorcida. dell'uomo è sempre E isso distorta. todos os E questo dias. tutti i giorni. Todos os Tutti i dias. giorni. Todos os dias. Tutti i giorni. Isso vai quebrando, Questo- sabe? e questo E rom- quando nós vamos questo si para rompe. nesse livro dizendo, E quando quando o noi Senhor vediamo in tira questo o libro povo di do Egito, Genesi dove il Signore toglie il popolo 400 d'Egitto, anos eles viviam lá, mas o Senhor estava 400 tirando anni eles, sabe hanno por vissuto quê? Porque a visão a qual eles viviam era uma visão de escravidão. ma sapete quello che è successo? Che avevano la visione di schiavitù. Eles tinham essa avevano la visão visione de serem escravos. di essere 400 schiavi. anos, gerações e 400 gerações anni, passaram generazione e generazione sono passate debaixo de uma escravidão, sotto una schiavitù, aonde eles serviam. dove loro servivano. A mentalidade La deles, os mentalità di princípios loro, e valores, i principi, sabe, i valori, sapete, se perderam. si sono E persi. o que eles tinham em mente era aquilo quello a che qual avevano eles in mente viviam, da forma que eles viviam. erano che loro vivevano Então, nel quando modo o in cui Senhor vivevano. tira eles E lá, quindi quando il esse Signore tempo no porta deserto é via para loro começar e li porta a nel deserto, è purificá-los, per iniziare a purificarli, a limpar, a a pulirli, tirar essa a visão tirare errada questa que eles tinham visione deles sbagliata mesmos. che loro avevano dentro se stessi, Essa visão de questa visione escravos. di schiavi, De escravos. di schiavi. Olha o verso 3, só para Guarda il entender. verso 3. E os filhos de Israel E i figli di Israele reclamaram com Moisés e Arão: hanno reclamato con Mosè e Aaron: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé fossimo pur morti per mano del Signore na terra do Egito, nel paese d'Egitto. quando estávamos sentados próximos às panelas de carne Quando e podíamos comer pão com fartura. Quando sedevamo intorno a pentole piene di carne, Evidentemente nos trouxesses a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Sabe, irmãos, sapete fratelli, como eu disse, nós precisamos come ho aprender detto, noi abbiamo bisogno di imparare que há muito de Deus que a gente vai experimentar che c'è molto di Dio che le persone somente sperimenteranno com a comunhão que a gente tem com essa soltanto pessoa con que le está do persone, nosso lado, con la aí. comunione che noi abbiamo con la persona accanto a Com essa noi. pessoa que Questa às vezes persona che noi molte não volte pensa como eu non penso. pensa come penso io, Talvez ele tenha talvolta está num processo de há um mudança, processo di cambiamento, num processo de processo purificação, di de purificazione, transformação. di trasformazione, Mas eu preciso ma io ho dele bisogno di e Lui ele e Lui ha precisa bisogno de di mim. me. Precisamos entender isso. Abbiamo bisogno di capire questo, Mas o povo foi tirado ma il popolo è stato tolto e houve uma lamentação. e c'è stata una lamentazione. Tirasses de lá para morrermos, Senhor? Ci hai tolto da là per morire, Signore? Não, o Senhor tirou. No, il Signore li ha Como os tolti, textos vão ver, para come noi prová-los, vedremo, per provarli, mas também tirar essa visão ma errada anche que per eles togliere tinham questa deles visione mesmos. sbagliata che le persone Sabe, avevano. irmãos, Sapete, Eu fratelli, acredito muito que io penso molto essa che visão de questa escravidão visione di schiavitù traz lado porta un cômodo, lato comodo, porque para muitos é perché muito per mais molti fácil è molto più facile a segurança da la escravidão certezza della schiavitù do que a incerteza da liberdade. dell'incertezza della libertà. É verdade. É Eu vou vero. repetir. A certeza, a La segurança da certeza, escravidão La sicurezza do della que a schiavitudine, incerteza da liberdade. dell'incertezza della libertà.
Por quê? Perché? A gente esquece que a Perché le persone escravidão, si irmãos, dimenticano che tem la o seu lado schiavitù, cômodo. fratelli, è solo un comodo. Eles não precisam decidir, alguém Non ha decide bisogno di por eles. decidere, è qualcuno che decide per loro. Eles não precisam E non correr hanno bisogno atrás di correre dietro. do alimento. Degli O alimento já alimenti. está lá. Gli alimenti ci sono là. Eles não precisam Eles não pensar. hanno bisogno Tem di alguém que pensare. pensa C'è por qualcuno eles. che pensa per loro. Eles não Eles precisam non hanno sonhar. bisogno Tem di alguém que sognare. C'è sonha qualcuno por che eles. sogna per loro. Então é muito mais É fácil a questo, escravidão. é muito più E muitos de facile nós che la se schiavitù acomodamos, estamos Ci escravos. accomodiamo, siamo schiavi. E muitas vezes E molte nem volte nos damos conta disso. nemmeno ci pensiamo a questo. Por quê? Perché? Estamos cômodos. Por Perché quê? siamo comodi. Porque a Perché? liberdade Perché la libertà não é tão fácil como non è così pensamos. facile come A pensiamo. liberdade quer La libertà decisão. vuole decisione. A liberdade quer A liberdade romper vuole rompere. de vícios. Rompere i vizi. Romper rompere de um lugar onde a di gente luoghi estava cômodo. dove le persone A erano liberdade comodi. nos leva A liberdade a ci gente a toglie, começar a pensar, Ci porta le a persone a projetar, iniziare a a pensare, a sonhar progettare, a e a ter sognare responsabilidade pelas nossas atitudes. e anche e a prendere la responsabilità delle nostre attitudini. Então muitos de nós estamos E molti cômodos di e noi escravos, sono come gli schiavi, porque tem alguém que vai trazer comida. Tem alguém que vai perché c'è qualcuno che ha sonhar por nós. che Então sogna esse per povo, noi. eles estavam nessa posição. Quindi questo popolo era in questa Cômodos, posizione, cômodos, irmãos. comodo, E a fratelli. liberdade ela é um pouco muito complexa. E Sabe la por quê? libertà era un po' più complessa. Tem um versículo que a gente lê Perché c'è un muito, versetto che le mas a gente persone usa uma leggono parte sempre, dela. ma Em usano João una 8, parte di loro. 32, È que diz assim, Giovanni 18:32? João 8, 32. Pode colocar aqui para nós? Giovanni 8:32. Conhecereis a verdade, Conoscerete la verità? Olha o que diz, mas Guarda che cosa dice. antes disso, coloca prima para di nós. questo, A gente precisa ler o contexto da Bíblia, a Le gente persone precisa hanno bisogno conhecer a di leggere palavra il do Senhor. contesto e di capire. A gente la precisa parola. entender, irmãos. Le Olha persone só, hanno bisogno di capire. coloca no verso Guardate, 31. Olha o que diz a palavra, verso 31. Metti il versetto 31, guardate cosa dice la parola. Jesus estava dizendo, os Gesù discípulos stava estavam dizendo assim, dicendo, ó, aquel giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discípuli. E aí ele diz, e aí conhecereis a e lì verdade vos dice, libertará. e lì conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conhecer Cristo. Conoscere Cristo. Amém. Temos que ser discípulos, Dobbiamo irmãos. essere E discepoli, aí a verdade fratelli. liberta. E la libertà E a verdade la verità nos libera. leva a entender La que verità ci porta sim, a capire somos livres. che siamo liberi. Temos sim que sonhar, Abbiamo temos sì, que dobbiamo sair sognare, dobbiamo e uscire, corajosos diante essere daquilo que coraggiosi somos em Cristo, davanti a como quello foi che noi dito siamo in Cristo, come è stato pelo detto pastor Ronaldo. dal pastore Somos Ronaldo. mais vencedores Non siamo por Cristo più Jesus. vincitori in Cristo. Mas a escravidão nos Ma la deixa schiavitù- sempre, e a escravidão nos dá uma identidade. Uma E la identidade que schiavitù está dà un'identità, ligada a alguém è collegata a qualcuno que pensa. che pensa. Sabe, Sapete, eu fui escravo, irmãos. io sono stato schiavo, Escravo de fratelli, tantas situações. schiavo di tante Escravo situazioni, do pecado. schiavo del peccato. Às vezes eu nem era conhecido como Emerson, mas Talvolta non ero nemmeno conosciuto por come aquele, Emerson, ma come por colui, nomes, per nomi che, por alcunhas, como dizem em per Portugal, cose que é apelidos, né? sono parole. Isso, nomes que eram colocados como uma placa. Lá E vai questo o nome era collocato come una drogado, targhetta, là, lá drogato. vai o isso, o Era bêbado, questo, aquilo. il bevitore era quello. Então, o escravo, ele acaba tendo uma identidade. Quindi lo schiavo ha un'identità. Não aquela Arriva que davvero Deus un'identità, escolheu non para quella che ha nós. scelto Dio per Pois noi. somos discípulos, Perché noi irmãos. siamo discepoli, Lavados e fratelli, remidos no lavati sangue do e Cordeiro. purificati con il Libertos sangue pela di Gesù graça e a Cristo. glória de Liberati Deus. per la grazia e A la gente gloria di precisa Dio. entender isso. Le persone Muito bisogna mais do que capire nunca. questo, molto Sabe, più. quando o Senhor ele estava em Lucas 24, quando eles Sapete, estavam quando il Signore era in Luca 24, se aproximando dos discípulos, si stava avvicinando ai naquele discepoli, caminho onde os in quel discípulos, cammino dove Jesus i já tinha discepoli, ressuscitado, dove Gesù era già E aí ele começa a risuscitato, conversar e ele inizia a conversare com os discípulos e i começa a falar discepoli dele, cominciano a parlare di lui de Gênesis a Malaquias, da Genesi a falando Malachia, nos textos bíblicos dos parlando del testo profetas, biblico, dei profeti, daquele que há de vir. di colui che doveva venire. E os discípulos que estavam com ele até naquele momento diziam: discepoli ah, che erano ok, con lui, você in quel não momento estava aqui, dicevano, você não ok, entendia sì, nada. va bene, dove eri? Non capivo niente. Mas o que aconteceu? Ma cos'è Quando che que è eles successo? entenderam Quando loro hanno capito que aquele que estava do lado che dele quello che era al suo lato era o Messias, aquele que era il Messia, tinha colui sido prometido pelo Pai. che era stato promesso dal Foi Padre, naquele momento que fu in quel momento Jesus che Gesù partiu o pão
è E dato os via olhos deles se abriram. e i loro occhi si sono aperti. Ceia do Senhor, irmãos. Ceia do Senhor. Comunhão. Comunione, cena del Signore. É a mesma coisa que aconteceu È la no stessa livro de cosa che è Gênesis. successo nel libro di Genesi. Eu acho que foi o verso 14. Penso che il verso 14, Quando teve uma luta Quando c'è de stata la lotta 4 com 5 reis. di 4-5 re, Aonde estava ali Ló dove c'era lì em Lot Sodoma. in Sodoma E Abraão e Abramo levanta 300, fica sabendo dessa guerra. Levanta 318 viene a homens. conoscenza di questa guerra e porta 300 uomini, 318. 318 uomini, scusi. E Deus livra. E Dio libera. E aí, depois de feito tudo isso, E dopo aver dois fatto tutto reis questo, vão ao encontro due re vanno incontro de Abraão. Abramo. Um tem um nome, o outro não Uno ha il tem. nome, uno ha Quem un são nome, esses l'altro non ce reis? l'ha. Chi sono questi re? Melquisedeque e o outro não tinha nome, o rei de Sodoma. Melchisedec e l'altro non aveva il nome, era il re di Sodoma. Rei de Sodoma. Ok. Dois reis se apresentam Due diante de re si Abraão. sono presentati davanti a lui. Dois. Due. E dois fazem. E o interessante é que quando. E due, l'interessante è che, Deixa eu ver o texto aqui. lasciatemi vedere il testo qui. Gênesis capítulo Genesi capitolo 14. 14. Justo. Se apresentam, quando Abraão socorre Ló, nesse texto se apresentam ali Melquisedeque e o rei de Sodoma. Si presentano quando vanno a soccorrere. Desse momento do Abramo. capítulo 18 em diante, Melquisedeque, rei de Salém, ele como sacerdote, ele sim Da tinha questo essa visão, capitolo sacerdote in do Deus avanti, Altíssimo. e queste persone Se apresenta presentano diante come sacerdoti de Abraão, apresentando Abraão. diante dele algo. e presentano davanti a lui O qualcosa. que ele leva diante de Abraão? Cos'è che portano davanti ad Abramo? Pão e vinho. Pane e vino. Olha o princípio sendo Guarda i estabelecido. principi che erano E o interessante, stabiliti. depois de ter apresentado, o que fez o rei hanno Melquisedeque? presentato, che cos'è che ha fatto il re? Abençoou Ha Abraão. benedetto, Abençoou, irmão. ha benedetto, fratelli. Quem era próximo de Abraão? Chi era più vicino ad Abramo? Qual era o seu sobrinho que estava ali? Ló. Qual Ló era il suo estava nipote che era lì? Era Lot. acompanhando toda aquela experiência. Lot stava accompagnando tutta quell'esperienza. Abraão agradeceu. Mas Abraão logo em seguida o rei de ringraziato. Sodoma também faz uma proposta a Abraão. Ma Lot ha fatto una proposta ad Abramo. Dá-me todas as almas. Dammi tutte le anime. Todas as almas, os despojos ficai convosco. Tutte le anime, io dopo sarò Abraão con disse te. não. E Abramo Ai disse de mim no. fazer isso. Ai- Nada quero, Ai porque che io faccia questo, eu io não voglio quero nulla. que eu seja Perché non reconhecido, voglio che ou essere seja, por aquelas conosciuto, riquezas que eu ossia tenho, perché vinda de alguém como vós. Ossia perché la chiesa che io ho venga da qualcuno come te. E ele não aceitou. E lui non ha accettato. É interessante que diante de tudo isso havia L'interessante è seu che davanti a sobrinho tutto Ló. questo, il suo nipote Lot, Sabe, irmãos, nos versos anteriores, sapete fratelli, nei versi nós vemos que o antecedenti Abrão e Ló Abramo e foram Lot divididos. sono stati divisi, Separaram, por quê? separati. Perché? Começaram as brigas entre os pastores de um e de outro. Perché sono iniziate Mas delle nós vemos discussioni num tra un texto ali pastore e que l'altro, ma noi os vediamo nel fariseus, os testo lì cananeus, Abraão diz assim que che Abramo dice eles così, habitavam no meio desses homens. essi abitavano in mezzo a questi uomini. Sabe o que Abraão fez? Chamou Ló e falou: Sapete vamos, cosa ha fatto Abramo? Ha não chiamato convém que Lot. estejamos juntos, porque os nossos pastores estão brigando. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Le persone hanno bisogno di capire questo, fratelli. O cuidado que Ló teve, L'amore la cura che ha avuto Lot, não só com Ló, non solo mas também Com Ló. com o testemunho que ele estava dando diante daqueles povos, ma daqueles anche con la povos testimonianza que che lui stava estavam dando próximos davanti al dele. popolo, perché era vicino. Abraão olhou e fala: calma aí, Abramo ha Ló, guardato nós questo, não estamos ha sendo detto, no, exemplos non no siamo un lugar que Deus esempio. nos colocou. Nós não estamos dando bom Noi stiamo exemplo. dando un buon esempio. E aí eles se dividiram. E eles se E sono nesse divisi. contexto, In questo voltando para o contesto, texto onde Melquisedeque e Sodoma se guardando apresentam diante de Abraão. Quando questi re si presentano davanti ad Abramo, Abraão aceita Abramo accetta a oferta de Melquisedeque, l'offerta dá di o Melchisedec, décimo de tudo aquilo que dà il tinha, decimo di tutto quello che aveva, mas renuncia à oferta de Sodoma. ma rinuncia all'offerta di Sodoma. Mas uma coisa muito importante, Ma una cosa molto ele importante, renunciou, lui ha mas o rinunciato, Ló aceitou. ma Lot ha accettato. O que o Sodoma queria? Eu Quello não che Sodoma ganhei voleva, Abraão,
era che non voleva Abramo, mas eu quero o sobrinho. Ma io voglio Eu quero un que Abraão nipote. esteja Io ligado voglio che comigo através io dele. voglio che Abramo sia No legato verso a me 19, attraverso di lui. Nel conta versetto depois 19, quando dopo Deus tinha sentenciado Dio aveva Sodoma. sentenziato su Sodoma, Nós vemos que noi vediamo Ló estava che nas Lot portas de era alla Sodoma. porta di Sodoma. Sabe qual é a oferta que o rei de Sodoma fez a Ló? Sapete qual è l'offerta che il re di Sodoma Nós sabemos ha fatto a Lot? que antigamente Noi nos sappiamo che anticamente ensinos que temos é que todos aqueles que ficavam às portas das Tutti coloro che erano cidades alla porta della eram città pessoas de erano destaque, persone de autoridade, di autorità, aonde eles resolviam dove loro situações, risolvevano situazioni, julgavam causas giudicavano le entre o cause povo, tra il popolo, aonde ele tinha uma autoridade dove avevano diante daqueles maturità que ali davanti estavam. alla chiesa dove Então stavano. nós vemos nesse texto, no verso E quindi 19, noi vediamo in questo testo que 19 quando os anjos chegam naquele lugar che de quando gli Sodoma, angeli arrivano nas in quel luogo di portas de Sodoma, nella Sodoma, porta di Sodoma, Ló estava Lot ali. stava lì. E naquela situação, E in quella situazione, depois de sentenciar, ele falou: Ló, dopo aver sentenziato, ha detto Lot, olha, vamos, foge. Quem que você tem aí? fuggiamo, che cos'è che è lì? Quem que você tem de une a tua família? Aí Ló fala: eu Dove tenho è la tua minhas famiglia? filhas, Io ho più os figli, meus ho genros. i miei generi, Avise-os, porque uma sentença de Deus vai cair sobre Sodoma. attenti perché una sentenza di Dio arriva sopra Sodoma. Irmãos, o que Fratelli, fez Ló? che cos'è che ha fatto Ló Lot? chamou os seus genros e falou: olha, Lot vai ha chiamato acontecer il suo isso, isso genero, e ha detto isso. guarda questo. O que os genros fizeram? E che Você cosa está hanno fatto? louco? E loro hanno Você detto, está sei bebendo, matto, Ló? stai bevendo, Lot? Sabe, irmãos, por que eu estou Sapete, trazendo essa fratelli, história perché aqui? racconto questa storia? Porque em Êxodo também, como eu Perché disse, in Esodo, come ho é, detto, é o caminho do deserto onde è un Deus cammino nel tirou, deserto levou o dove povo, Dio- levou o Dio povo ha portato- para ha tratar, portato il limpar, popolo per purificar, trattare, per purificare, tirar per liberare, aquela togliere consciência quelle de coscienze di escravos, schiavi, porque eles viveram muitos anos presos perché hanno dentro dessa vissuto per escravidão. molti anni imprigionati. E nessa história de Abraão e In Ló, questa storia di Abramo e Lot, dois homens due uomini justos. giusti. A palavra do Senhor La diz parola que dice che Abraão Abramo creu cre- e ha a sua creduto, fé e la sua decretada fede como è justiça stata diante decretata de come Deus. giustizia davanti a lui. Ló da mesma forma. Lot nello stesso modo. Em 2 Pedro, In capítulo 2, secondo versos Pietro 6 e capitolo 7, 2, fala que versetto ele 17 estava, parla che egli ele era oprimido pelo oppresso- pecado de oppresso dal Sodoma. peccato di Ele Sodoma. estava egli era angustiado pelo angosciato pecado que per il tinha naquela peccato che c'era cidade. in quella città. E Deus disse que ele E salvou Dio ha detto o che ha justo salvato il Ló. giusto Lot. Abrão Abramo e Ló, e Lot, dois homens justos. due uomini giusti. Abrão pecou tantas vezes, Abramo ha peccato tante volte, mas você não vê um pecado de ma Ló voi na non Bíblia. vedete un peccato qui, Nenhum pecado de Ló. neanche un peccato. E o que fez se tornar o homem mais rico da terra? E che cos'è che ha fatto Um in homem modo che lui fosse il próspero, uomo più ricco abençoado, della terra, l'uomo onde prospero, Deus benedetto, falava com dove ele, Dio parlava con onde lui, Deus dove mostrava, Dio mostrava, onde Deus se dove Dio de um homem que as escolhas, irmãos, escolhas, le scelte, fratelli, le scelte, a escolha. le scelte. Muitos de nós estamos passando e é Molti di necessário noi passar stanno pelo passando deserto. per deserti. Eu passei Io ho passato aqui em Verona, na qui a Itália, Verona, in Italia. eu passei por tantos momentos difíceis, Io sono passato per tanti momenti difficili, tantas decisões tante erradas que eu decisioni tomei. sbagliate che io ho preso. Como eu disse, fui disciplinado, Come ho detto, io sono stato fui disciplinato, ensinado. mi è stato insegnato. Sabe, por muitas vezes eu tive que engolir Sapete, per molte volte o meu orgulho, a ho minha dovuto soberba, ingoiare il mio orgoglio, la assumir mia os meus superbia erros, e assumere i miei dar errori, passo atrás, pegar fare un passo impulso indietro, prendere para se l'impulso lançar. per Pra- lanciarmi. Isso. Mas foi necessário Ma è todo stato esse período necessario difícil. questo, tutto questo periodo Todo esse difficile. período. Tutto Algumas questo pessoas periodo. me acompanharam Alcune aqui. persone mi hanno accompagnato Muitos qui. de vocês não Molti sabem di voi o non que lo nós sapete, vivemos. quello che noi abbiamo vissuto. Mas eu quero deixar essa Ma io voglio palavra para lasciare nós. questa parola, fratelli. A comunhão La comunione, unidade do corpo. l'unità del corpo é importante para è que a gente importante perché le cresça. persone crescano. Sabe, Sapete, tantas voltas Deus tante nos vai volte exportar aos desertos da vida Dio ti fa passare per deserti para nella tirar vita, per a togliere amargura, l'amarezza, a tristeza la tristezza e tudo aquilo e que tutto quello condicionou o nosso che ha comportamento, condizionato il nostro a nossa comportamento, atitude, le nostre as nossas attitudini, le decisões, nostre decisioni, vícios, vizi, dependências. dipendenza. Para quê? Perché? Para que a gente possa Perché le persone entender possano que a capire che la liberdade é a libertà- melhor escolha que podemos Perché la fazer. libertà è la migliore scelta che possiamo fare. A liberdade é a melhor libertà escolha. è la miglior Não se scelta. acomode Non nessa accomodarti posição in questa de posizione escravo, di schiavo. seja lá do que for. Sì, sia quello che sia. Um exemplo de Un escravidão, esempio di schiavitù,
de relacionamentos di errados, relazionamento sbagliato, de relacionamentos na Di área da, relacionamento que- sabe nell'area- aqueles relacionamentos sai quel relazionamento possessivos, che è un possessivo? aonde às vezes Dove a o homem volte ou a mulher o l'uomo o la pensam donna que pensano, eu vou ficar com ele, io rimango con lui, porque se ele me perché deixar, se io mi, com perché se mi quem que eu vou lascia, ficar? con chi Ninguém vai starò me io? querer. Nessuno mi vorrà. A gente se acomoda Le persone si accomodano. numa escravidão de um relacionamento Schiavitù di abusivo. un relazionamento abusivo. A gente se acomoda Le com persone si medo accomodano de dar um con la paura di dare passo, un passo, de romper toda aquela situação di rompere la situazione difícil difficile, que devemos, sabe, com coragem, che dobbiamo con coraggio, com a ajuda do meu con irmão, l'aiuto del mio fratello, com, sabe, renunciando o orgulho, a rinunciando soberba, all'orgoglio, pedindo alla superbia, ajuda, chiedendo aiuto, gritando, gridando, se humilhando, se assim for umiliandosi, necessário. se è necessario. A gente, sabe, irmãos, a gente tem que Sapete, aprender a fratelli, le Bíblia, persone hanno bisogno di capire che compreender a Bíblia, dovete capire la Bibbia, porque a Bíblia nos ensina uma comprendere la coisa Bibbia, perché la, e muitas la Bibbia vezes dice una nós cosa che molte volte cristãos noi cristiani distorcemos ela. distorciamo la Bibbia. Aquele que se humilha vai ser aquele. Colui que se Não humilha tem aquele será ditado colui- assim, ó, aquele ditado que diz assim, ó, E os não pensa que humilhados così, serão ma gli umili- exaltados. gli É um umiliati ditado. saranno esaltati. Não tem nada de bíblico aí. Non c'è nulla di biblico. Porque a palavra do Perché Senhor la diz: parola del Signore aquele dice, que se colui che si humilhar umilia será sarà exaltado. esaltato. E aquele que E colui se che si exaltar esalta será humilhado. sarà umiliato. Então a gente E precisa quindi le persone hanno compreender bisogno di capire palavra por le palavra. parole per Por quê? parole, perché? Porque é necessário às vezes Perché è reconhecer que necessario, erramos. a volte noi Que às sbagliamo, vezes somos grosseiros com o nosso Que noi a irmão, volte noi siamo que às grossi com o vezes nosso nós fratello, não que a nos volte noi queremos submeter a non vogliamo autoridade, sottometterci que all'autorità, muitas vezes e molte a gente volte pensa le saber persone pensano così, tutto, quando não sabemos de nada. quando non sappiamo nulla. Por isso que eu digo, Per há questo che io muito dico, de Deus c'è molto que a di gente Dio só vai alcançar che no le persone relacionamento soltanto um com o capiranno outro. attraverso il O relazionamento l'uno con ferro afia o l'altro. ferro, sabe? Il ferro O princípio fino al que ferro. Deus estabeleceu Sapete i na união do principi che homem Dio com a ha mulher, stabilito nell'unione tra un comunhão, uomo e una donna, la relacionamento, comunione, il Ele estabeleceu para a igreja. Egli l'ha Por isso stabilito que a per la noiva Chiesa, de per questo che la Cristo, sposa a di noiva Cristo, de Cristo é a la sposa di igreja, Cristo è la Chiesa, a igreja. è la Chiesa. Sônia, escusa. Tem muito de Deus que a gente só vai C'è experimentar molto di Dio che le persone soltanto quando a gente sperimenteranno descer um quando pouquinho, loro lasceranno un po' se humilhar. e si umilieranno. Quando a gente entender Quando le persone capiranno que eu preciso do che meu io ho bisogno irmão, di mio fratello, que eu che ho preciso bisogno de cada um de vós. di ognuno di voi. Hoje eu estou em Abrantes, Oggi sono in Abrantes, mas aquela obra lá ma quell'opera là também, irmãos, é fruto dessa oração dessa igreja. è frutto della preghiera di questa chiesa. Como vocês também Come tu, come estão voi debaixo anche, das nossas orações siete lá. sotto le nostre preghiere là. Então eu sou uma extensão dessa igreja aqui. Quindi questa è un'estensione di questa chiesa. Eu, a minha Io e família, la mia famiglia, Abrantes é uma extensão Abrantes, dessa siamo igreja. Por quê? un'estensione di questa chiesa perché? Porque eu entendo que o Perché io capisco processo, che il processo, por mais difícil que per seja, difficile che sia, é è necessário necessario para nos purificar, per purificarci, para transformar o nosso trasformare caráter, il nostro o carattere, caráter de il escravos, carattere di schiavi, em filhos, in figli, filhos libertos, liberi, curados, curati, sarados, salvati, transformados, trasformati, regenerados rigenerati em Cristo Jesus. in Cristo Gesù. Essa semana nós tivemos Questa settimana noi abbiamo uma avuto perda difícil. A minha esposa, Abbiamo avuto uma uma perda difícil. una perdita difficile, A minha esposa, la mia moglie, e no mesmo dia, e nello stesso giorno tio meu. un mio zio. Isso traz E muitos questo porta questionamentos. molto questionamento. Hoje, questionamentos Oggi questionamento válidos, valido, mas isso não muda quem eu ma sou. non cambia chi sono, Não muda non cambia o chamado que Deus tem na minha vida. la Pelo chiamata che Dio contrário, ha nella mia vita. Al me contrario, anima a fazer mi anima mais a e fare mais. ancora di più. Cada um de vocês aqui, Ognuno di voi alguns qui que che já siete- estão servindo aqui che state ou servendo qui o estão com as suas caminhadas em che outros avete lugares, avuto nella vostra camminata. devemos entender sempre, Dobbiamo capire sempre, sempre sempre que os desertos da vida che são i deserti necessários. della vita sono necessari. Alleluia. Que os desertos da Che vida i é onde a deserti gente della cresce. vita è dove le persone crescono, Que a gente precisa passar por che le situações persone hanno bisogno di para passare que a per gente situazioni possa
sabe, Perché ser possono- lapidado. Capire che essere lapidati Isso mesmo. è questo. Limpos, lavados. Puliti, lavati. Em nome do Senhor In nome, Jesus in Cristo. nome di Gesù. Eu Signore quero Gesù deixar Cristo. essa palavra. Io voglio lasciare Sabe, questa irmãos, parola, sapete é fratelli, diferente è ser diverso escravos essere schiavi e sermos livres. e essere Há uma liberi. diferença grande. C'è una differenza Mas grande. muitos, Ma molti, muitos. Eu falo isso porque Io lá parlo na questo igreja, perché succede nella chiesa aonde eu dove congrego, io tem prego, muitas pessoas que sono pensam que molte estão persone che pensano che libertas. sono libere. Sono livre, pastor. Sono libero, pastore. Mas quando caminhamos Ma juntos, quando camminiamo insieme, quando estamos quando siamo juntos, insieme, a gente vê le que persone precisam vedono ainda ser che hanno bisogno ancora regenerados, di essere rigenerati, transformados, trasformati, que precisam ainda hanno passar bisogno por di um essere- deserto hanno difícil. bisogno Eu ancora lembro di de uma passare per un pregação de um deserto pastor difficile. que Abbiamo avuto la dizia: predicazione di un pastore che ci ha todo visitato, crente, che diceva tutti i para ser credenti crente, per essere precisa credenti hanno bisogno passar di por o passare batismo da per il angústia, battesimo della pelos desertos da vida, coscienza, pelaquela per il situação deserto della vita, difícil. per quelle situazioni difficili. Então eu quero que quindi você faça uma análise de como é Voglio que che você voi está. facciate un'analisi di dove Porque voi talvez siete, você perché talvolta pode ser como muitos dos meus irmãos lá, può ou essere che con molti miei fratelli como eu là, também, o come anche con me, que tantas vezes eu che pensei em tante volte ser io ho pensato di livre, essere libero, mas não era. ma non ero libero. Eu tinha desejos Io avevo ocultos no meu desideri coração. occulti nel mio cuore. Eu tinha algumas tradições. Io avevo alcune Eu tradizioni, tinha alguns conceitos que eram io avevo alcuni concetti che trazidos erano da cultura portati da minha da cultura família. della mia famiglia. Sabe? Sapete? Eu sempre falava, não, eu Io so che parlavo, no, eu nasci católico. io sono cattolico, Vou morrer católico. io sono nato cattolico, morirò cattolico. Conceitos que o mundo vão Concetti colocando, che il mondo impondo. colloca. E a gente absorve isso E como le a persone verdade assorbono de questo cada come um. la verità di ognuno Quando a di noi. verdade, irmãos, Quando a verità só há solo nesse ce l'ha livro in questo aqui. libro qui. Não há em outro lugar a Non c'è in un verdade. altro luogo, la A verdade verità. que liberta. La verità che A libera. palavra do La Senhor parola che diz: il é aqueles Signore que dice, obedecem è che coloro e se che tornam obbediscono discípulos de Cristo. sono discepoli di Cristo. Aquilo que você aprendeu, nós Quello che lemos tu hai aqui imparato, noi em abbiamo letto Efésios qui, capítulo in 4, verso in 20. Efesini capitolo 4, Aquilo que verso você 20, aprendeu quello che voi avete foi imparato, assim, não è foi stato isso così. que vocês aprenderam com Cristo. Non è questo che avete imparato con Então Cristo. vivam aquilo E que quindi vocês vivi aprendam. quello che hai imparato con Cristo. Vivam. Vivete. Enfermeiro, eu não sei que hora que é agora. Oh, glória. Eu quero pedir para o grupo de louvor subir aqui, posso? Io voglio chiedere al gruppo di lode di salire qui, per favore. Sabe, irmãos, Sapete, fratelli, o problema é que muitos de nós nos il problema è che relacionamos, molti di noi ci relazioniamo com pardon, Deus con Dio só por aquilo que Ele faz, solo per quello che Lui fa, não por aquilo que Ele non é. per quello che Lui è. E quando a gente se relaciona com E Deus só quando le por persone aquilo si relazionano con Dio solo per quello que Ele faz, che Lui fa, vai chegar um momento que Ele não arriverà vai un fazer. momento che Lui non lo farà. E o que vai acontecer? E quello, Você cosa vai cair, succederà? Tu cadrai, você vai desfalecer a sua fé. tu perderai la tua fede. Por quê? Nós temos que Perché? crer naquilo Perché que noi Ele dobbiamo é, credere in quello che Lui naquilo è, que a in quello che palavra la de parola Deus di- diz la que parola di Ele Dio é. dice che Ele é o è. nosso Egli Senhor, è il nostro é Signore, o nosso Egli è il Salvador. nostro Salvatore. Ele é. Egli è. E fazendo ou E não, fare Ele que- continua facendo o no, sendo. Lui rimane quello che è. Fazendo ou não, Ele continua sendo o Senhor, o Facendo Salvador. o no continua a essere il Signore, il Salvatore. Não olha só por aquilo que Ele Non guardare faz, solo per quello che Lui fa, porque Ele continua perché Egli sendo continua na sua vida. ad essere nella, E Deus nella nem tua vita. sempre vai fazer aquilo E Dio sempre que farà você quer. quello che tu vorrai. Deus nem sempre vai fazer E Dio aquilo non que sempre você farà quello che tu deseja. vuoi, quello che tu desideri. Deus nem sempre vai Dio fazer non aquilo que sempre você fa tanto anseia. quello che tu tanto desideri. Mas uma coisa eu digo para Ma vocês: una cosa dico a Ele voi. sempre será sempre sarà aquilo que você precisa. Colui di cui tu hai bisogno. O Deus, o grande eu Dio, il sou. grande io Ele sono. sempre será Egli aquilo que sempre você sarà precisa. quello di cui tu hai bisogno. Então se relacione com o E Deus quindi que faz, relazioni con Dio, o Deus con quello- bíblico, não o Deus de Per conceito, quello che de Lui fa, il Dio ideias, biblico, non? mas o Deus bíblico. O nosso Senhor Jesus Cristo que Il Dio morreu biblico, e ao il terceiro nostro dia Signore Gesù Cristo che è ressuscitou. morto, il terzo giorno è O nosso risuscitato. Senhor Jesus Il Cristo nostro que Signore disse Gesù Cristo que che ia ha para o detto Pai para che era andato per il preparar-nos Padre per lugar. preparare un luogo. É esse Deus, È é questo esse Dio, Jesus Cristo è questo Gesù que Cristo. quer hoje trazer E voglio oggi portare uma visão real Uma da visione reale liberdade. di libertà. Não queira voltar para um lugar, Non desiderare di tornare a um lugar onde Deus já te a libertou, in un luogo dove Dio già ti ha liberato. sabe?
às vezes de Sapete? relacionamentos abusivos. A volte relazionamenti abusivi. Às vezes a gente é A condicionado volte le persone sono a estar condizionate com da pessoas. stare con Por quê? persone perché? Porque a gente pensa, Perché se eu le não persone estiver pensano, com esse grupo se de io non sono con amigos, questo gruppo di amici, eu não tenho mais amigos. io non ho più amici. Tem um amigo presente C'è un amico constantemente sempre contigo. presente Não deixe esse costantemente con te. pensamento Non avere maligno questo do pensiero acusador maligno e lançar accusatore sobre ti. che è Essa lanciato mentira. sopra di te. Questa è una Deus é bugia. presente, Deus Dio é è real. presente, Dio è reale. Deus é todos os dias Dio è tutti contigo. i giorni Ele con te. caminha contigo, Ele Egli está cammina contigo. con te, egli sta con te. Rompa essas Rompi barreiras questa de escravidão. barriera di schiavitù. Não queira voltar para um lugar onde Deus já te desiderare libertou. di tornare in un luogo dove Dio ti ha già Torna. liberato. Torna. A liberdade vai, não queira as Não certezas da escravidão. La certezza della schiavitù. Não. Não. As incertezas da liberdade vão A te volte a conduzir certeza a um di libertà lugar ti melhor porterà e in un luogo maior, migliore, a maggiore. eternidade com Cristo. L'eternità con Cristo. Portanto, nessa noite eu quero Per questo dizer para questa vocês sera que o Espírito Santo vai lá no mais profundo da tua alma. desidero che lo Spirito Do Santo teu vada là coração. nel luogo più profondo della Porque tua anima, muitas nel tuo vezes cuore. A Perché ci gente sono pensa persone que está che a volte le liberto persone pensano che sono quando libere não estamos. quando noi non Porque siamo. muitas vezes Perché molte volte a religião la religione nos mostra Ci que mostra estamos che libertos, siamo liberi, mas o Evangelho de Cristo ma il Vangelo di Jesus Cristo Gesù nos diz outra ci coisa. dice un'altra cosa. Eu agradeço a Deus pela Itália, Io sabe por ringrazio quê? Dio per l'Italia Porque stasera, foi aqui perché è stato aonde qui eu me converti. dove io mi sono convertito. Por isso eu agradeço a Per Deus questo io ringrazio por Dio esse, per questo. por esse continente europeu. Hoje lá em Portugal, Oggi là in Portogallo como dizem, né, Come eu dice era Nelson, convencido io ero antes. convinto, Hoje eu sou oggi sono convertido. convertito. Porque a religião, eu Perché vim la religioso religione- para cá. Eu vim religioso. Io sono arrivato Não religioso pode qui. fazer isso. Non puoi fare Não pode questo, usar isso. non puoi fare Não pode questo, se portar dessa forma. non puoi Eu não estou falando comportarti in questo dessa modo, io non sto graça parlando excessiva que questa muitos grazia pregam. Eu estou eccessiva. falando do Evangelho. Sto parlando del Vangelo. E o Evangelho E tem sim l'Evangelo, o sì, Deus justo Dio também. giusto anche. O Deus que Dio julga. che giudica, Mas o Deus que ama. E eu agradeço porque eu me converti. ma Dio anche rompe. Io ringrazio perché mi sono convertito. E estou cercando essa liberdade Sto cercando questa dia libertà após dia. giorno dopo giorno. Sabe? E essa Sapete? liberdade que eu E peço a questa vocês, libertà irmãos. è quella che chiedo al Sonda o Signore, teu coração. che possa Busca sondare lá il no tuo profundo da cuore. tua alma. Fala com Deus. Parla con Dio. Há alguma coisa, Senhor, C'è que tem me qualcosa, prendido? Signore, che mi ha preso? Alguma coisa que tem C'è impedido eu qualcosa, crescer? Signore, che mi ha impedito di crescere? Alguma coisa que ainda me mantém escravo a esse mundo? C'è qualcosa che mi mantiene schiavo Sabe, in questo irmãos? mondo? Sapete, fratelli? Abrão e Ló, Abraão dois e Lot. crentes. Ló foi Due salvo. credenti Foi salvo. erano salvi. A Bíblia diz que ele La Bibbia chamou dice che em Pedro, ele é li ha justo. chiamati di liberi, erano Justiça é um giusti. dom de Deus, não Giustizia vem è il do dono homem. di Dio. Foi salvo. Erano salvi. Só que ele viveu uma vida Solo muito che hanno difícil vissuto pelas una vita molto escolhas difficile erradas per que le ele scelte fez. errate che hanno fatto. Então tem muito E crente quindi ci sono molti que vai credenti ter a salvação, che avranno la mas salvezza, vai viver uma vida ma difícil. vivranno Sabe una por vita quê? difficile Por causa das suas per escolhas causa delle loro erradas. scelte sbagliate. Porque quando Abraão quando errava, Abraão- ele se colocava aos pés do Senhor e Deus falava com ele Perché e quando corrigia Abraão parlava e ele con lui, aceitava. Dio correggeva, Mas lo Ló, accettava, as ma decisões de Ló le decisioni di Lot nunca foram apresentadas non diante sono de mai Deus. state presentate davanti a Dio. Os olhos dele viam um lugar I suoi e occhi ele vedevano il quis luogo para lá. e loro Ele recebeu si uma riempivano. oferta do rei de Egli Sodoma e ha aceitou, ricevuto i profeti di Sodoma, sabe? Mas ele foi salvo, ma è stato salvo, mas viveu uma vida ma ha difícil. vissuto una vita O difficile. povo de Êxodo, a mesma coisa. Il Deus popolo di teve Esodo que è la stessa acabar cosa. com aquela Dio vuole geração, smettere con quella generazione, trazer uma nova portare una geração, nuova generazione para que eles conhecessem perché possano o Rei conoscere dos il Re Reis, dei Re, Senhor dos Signore dei Senhores, Signori, a liberdade a em liberdade Cristo em Jesus. Cristo E Jesus. essa liberdade ela só questa há liberdade na união, na comunhão do corpo de solo Cristo. nell'unione, la Sabe? comunione del corpo di Tem Cristo. muitas pessoas Sapete, que ci querem sono molte participar do persone che corpo, vogliono partecipare mas al não corpo di aceitam Cristo, ma non cabeça. accettano la testa. Tem muitas pessoas que Ci sono querem molte participar persone che vogliono do corpo, partecipare mas al não corpo, aceitam Cristo, ma non accettano Jesus, o Cristo cabeça. Gesù come testa. Termino aqui. Termino qui. Tem um texto de C'è un Levítico testo 14, di Efesini a 14, purificação dos leprosos. la purificazione del leproso. Sabe, irmãos, como é que era Sapete, feito? fratelli, come è Quando lá stata em Lucas successa? 5, Quando là in Luca, Lucas 5, 12, Luca quando o 5 e Senhor 12, cura aqueles leprosos, quando Dio cura quel Ele leproso, manda aqueles leprosos se apresentar diante egli dos manda sacerdotes.
quel leproso presentarsi diante dos davanti ai sacerdotes. sacerdoti, Porque existia ali um princípio, perché uma esistevano forma. lì dei principi, delle formule. E lá em Levítico 14 a gente vê isso. E là in Levíticos Levitico 14, 14 si vede questo. eles tinham que levar 2 pombas, Loro 2 aves, dovevano portare 2 colomba. colombe, ok? E uma delas era sacrificada e E colocada una no di, vaso. di esse era sacrificata. E depois tinha todo um ritual. E A dopo outra c'era era tutto un rituale solta, e solta. l'altra era liberata. Mas aqueles... E aí ele pegava lì e loro aspergia prendevano esse e sangue aspergevano questo naquele sangue leproso. in quel Aspergia. leproso. Aspergevano, pardon. Depois ele ia mais à frente, Dopo loro andavano davanti, matava um cordeiro, uccidevano l'agnello, pegava o sangue daquele cordeiro, prendevano il sangue di colocava quell'agnello, na orelha lo direita, mettevano nell'occhio, polegar direito, nell'orecchio da destro, mão e do pé, della mano e nel piede, ungia com sangue, e lo ungivano con il sangue. a unção. L'unzione, Mas não terminava por aí. ma non terminava così. Por que, pastor, essa Perché, unção? pastore, questa unzione? Polegar da mão direita, Per do toccare pé la e da mano orelha, destra, il piede e l'orecchio, o sangue do perché il cordeiro sangue dell'agnello purifica. purifica i fratelli. Hoje nós não precisamos mais Oggi desse non abbiamo più sacrifício. bisogno di questo sacrificio, Porque Jesus Cristo perché foi o Gesù sacrifício Cristo vivo. è stato il sacrificio vivo. Na orelha, por quê? A orelha tem a ver com, L'orecchio como nós perché? falamos Perché sempre, l'orecchio né? ha che A orelha vedere, direita tem a ver l'orecchio destro ha a che com vedere o pensamento, con il pensiero, com as atitudes. con l'attitudine, O dedo direito polegar tem a ver com as nossas obras. perché ha a che vedere con O pé le nostre tem a ver opere, com os caminhos il que piede nós ha a vedere andamos. con il nostro cammino. Então o sangue ele vem para mudar a Portanto, il nossa sangue forma viene de pensar, per prendere il- cambiar a nossa per forma de cambiare la pensiero. nostra forma di pensiero. Na mão, para que Deus mude as La obras mano que perché nós possa fazemos. cambiare le opere, E no pé, Il e piede, que automaticamente, perché né, possa mudando o cambiare pensamento, cambiando il transformando pensiero, as nossas trasformando le obras, nostre opere, Ele nos deu um caminho il novo. nostro, ci dà un cammino nuovo. Mas não fica por aí, sabe por quê? Ma non rimane Perché solo logo così, in sapete seguida, perché? Perché Sabe, presto, no Antigo Testamento, sapete, nell'Antico Testamento a unção do óleo era l'unzione tão dell'olio sagrada era così sacra que era só reis, che era solo il re, sacerdotes sacerdoti e profetas que e eram profeta ungidos che com erano óleos. unti con l'olio. Mas nessa ocasião, Ma in questa o occasione sacerdote era chamado, il sacerdote pegado era o óleo, chiamato, prendeva l'olio, e a única e l'unica situazione nell'Antico Testamento que o óleo che l'olio era passado era passato no leproso, nel leproso, quando era comprovado a sua quando era cura. comprovato la sua E eles cura. passavam o óleo, sabe E aonde? passavano, sapete, Na orelha, dove? Nell'orecchio, no dedo direito, nel polegar, dito destro no pé e direito. nel piede destro. Para quê? Perché? Porque a unção só chega l'unzione onde o arriva sangue é solo derramado. dove il sangue A è unção de sparso. Deus só chega L'unzione onde o di Dio, sangue de solo Cristo dove é il sangue di Cristo è aceito. accettato. A unção de Deus só chega di Dio onde só nós arriva solo dove aceitamos o sacrifício noi do accettiamo il Cordeiro e sacrificio buscamos ter dell'agnello. um pensamento Cerchiamo di transformado, avere pensiero regenerado. As trasformato, obras regenerato, le testificam opere isso e os testificano caminhos questo, il cammino mostram quem nós somos em Cristo Jesus. mostrano chi noi siamo in Cristo di Gesù. E precisamos entender isso. E abbiamo bisogno Eu quero di capire pedir para você questo. colocar em pé. E chiedo alla Chiesa che Se você si que já possa collocare in recebeu piedi, o se voi sangue avete do già Cordeiro e ricevuto que il esta sangue unção dell'agnello, possa questa transformar, unzione possa seja o teu trasformare pensar, as tuas obras le tue e os opere, teus caminhos il tuo cammino diante de Deus, davanti a Dio, para que você não seja perché mais tu non escravo, sia più schiavo, mas liberto, ma sii libero, e que possa entender che possa capire que a unidade do corpo l'unità del vai corpo trazer algo porterà qualcosa maravilhoso, di meraviglioso, experiências, esperienze, vai trazer o mover de Deus, porteranno il vai muovere fazer di com que Dio, a obra de Deus porteranno l'opera aqui di Dio qui, na igreja la DM de Chiesa Verona, DM Verona cresça, alcance lugares possa crescere, che arrivare a luoghi inimagináveis. inimmaginabili. Vocês não entendem, Voi non mas state essa capendo, obra aqui ma quest'opera qui chegou em è Portugal, arrivata in Portogallo, chegou em Abrantes, è arrivata in Abrantes, está salvando pessoas Está lá, salvando pessoas está salvando lá. portugueses, Está salvando está portugueses. salvando romenos, Está salvando está salvando romeni. angolanos, Está salvando- está salvando pessoas que sta salvando pensavam persone che elas pensavano di estar essere libertas, libere, mas na verdade ma in verità não aceitavam o sangue. non accettavano il sangue. A unção só chega E onde o l'unzione soltanto arriva dove il sangue foi sangue è derramado. stato sparso. Em nome do Senhor Em nome Jesus do Cristo, Senhor eu quero Gesù. orar. Io Eu voglio quero pregar. pregare. Pastor Henrico, preghiamo. Mas eu quero fazer um Ma io voglio pedido. fare una richiesta, Fare um pedido. una richiesta, Para você. fratelli, Você a que, voi. como eu disse, a palavra de Deus de alguma forma chegou Come ao ho teu detto, coração. se la parola di Dio Ou è arrivata alguma in coisa, o qualche modo nel tuo Espírito cuore, Santo o moveu qualcosa che lo Spirito Santo ha tua mosso vida. nella tua vita, e
quer fazer uma aliança, renovar uma aliança, ou quem sabe o chissà aceitar accettare Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Signore e Salvatore della tua Aceitá-lo. vita, accettarlo, Entender que Ele é o capire único che Egli è caminho, il cammino, a verdade e a vida. la Ele verità e la é o vita, único que pode tirar è você l'unico che può togliere te dessa cegueira da espiritual. questa cecità Fazer você spirituale. entender que os desertos que você está é Possiamo capire necessário. che il deserto dove tu sei è necessario. Fazer você entender que, Cerchiamo di capire che lo schiavo, la schiava, mas você é liberto, che eri é schiavo, ma lavado tu e sei remido libero, no e sangue sei do lavato, Cordeiro. purificato per il sangue Então eu dell'agnello. quero te chamar E aqui. quindi io voglio chiamare qui, Você que quer uma oração, tu che vuoi una preghiera, não só por mim, non pastor soltanto Henrique, per me, até os Pastor pastores Enrico, que aqui estão, ma anche i né? pastori che Que sono a gente qui, possa estar orando por vocês. che possiate Hoje é um dia de pregare per festa voi. aqui Oggi em è una Verona. festa qui a Verona. E a festa maior, E irmãos, la festa é quando a maggiore gente entende E e quando le aceita o persone capiscono e Evangelho accettano il Vangelo e compreende que e somos comprendono che pecadores, siamo peccatori que sem Deus e che senza não Dio somos non siamo nada. nulla. Que o Espírito Santo de Che lo Deus Spirito Santo di Dio, pode vir aqui à frente. potete venire qui davanti, Você que quer renovar tu uma che vuoi aliança com rinnovare Deus. un'alleanza con Dio, Você que quer aceitar tu che vuoi Jesus como accettare Senhor e Gesù Salvador. come Signore e Salvatore, Você que quer, tu che vuoi, sabe, vuoi, sapete, independente, uma oração de... indipendentemente una preghiera. Teve uma pessoa uma C'è stata una vez, persona una volta, a primeira pregação la minha, prima predicazione o mia, primeiro ministério, il mio ministero, pregueira do la ministério prima preghiera meu, del mio eu ministero, preguei algo io ho pregato qualcosa, e eu vi que uma pessoa saiu no metade do culto. io sono arrivato con le persone, Passou alguns meses, essa pessoa veio e ficou: il pastore è arrivato, le persone hanno guardato, você, tu, eu saí porque eu não aguentava io te sono ouvir uscito mais. perché non volevo più sentire, Eu não saí porque eu fiquei com uma raiva de io você. sono uscito perché ero arrabbiato, Eu fiquei porque as tuas palavras começaram a me incomodar. io sono uscito perché le parole Aquilo mi que você incomodavano. falava começou a mexer comigo, sabe, irmãos? Eu sei que isso às vezes acontece. Não leva para o pessoal. O Emerson, como eu disse, eu não tenho nada. O que eu tenho é do Senhor. Io ho detto io non ho nulla, quello che ho è il Signore. Mas aquela pessoa aceitou Jesus e falou assim: hoje eu entendo que E hoje aquele eu dia capisco que era quel giorno Deus era mostrando Dio quem eu que era. mostrava per me Era Deus chi io mostrando ero. o quanto pecador eu era. Era mi Deus mostrava quanto mostrando io ero o quanto eu peccatore. Era Dio precisava che mi dele. mostrava quanto io avevo bisogno di Lui. Só que eu olhava para o homem Solo che io que guardavo estava per lá gli no uomini púlpito. che erano là nel pulpito. Eu olhava para aquele homem Io pecador, guardavo per quegli aquele uomini homem que peccatori não pregava, che non não tinha uma boa oratória. Io non ero un buon Homem predicatore. chorão, como eu fui conhecido muitas vezes. Persone che, Homem che que piangevano, não sabia trazer a palavra como se devia. che non sapevano portare Mas la parola esqueceu come si que através daquele homem Dopo hanno tinha dimenticato um che Deus davanti poderoso. a quell'uomo, Eu quero quegli trazer uomini essa c'era palavra un para Dio você, irmãos. Não potente. olha para mim. E voglio Se o portarti Espírito quella parola, Santo está aí, fratello, non guardare sabe? me, se lo Spirito Entenda que o Santo è inimigo lì, também está. capisci che O anche inimigo está nemico è lì. tentando, Il nemico sabe? sta tentando Mexendo com os teus sentimentos. di- Não, você não di precisa toccare i tuoi disso. sentimenti. Eu, No, tu non hai você é bisogno di melhor. questo. Eu Tu sei não meglio. preciso. Eu sei disso. Tu pensi Eu sei que eu io sou non ho bisogno pecador. di questo, Eu io so che sei, sono eu sei. peccatore. Io so, lo so, Mas saber ma sai, não vai te levar à salvação. ma sapere non ti porta alla salvezza. Eu estou falando para pessoas que estão Eu estou enterrando, falando pra enterrando dons. Che stanno interrando Eu estou doni. falando para pessoas que estão enterrando talentos. Eu estou falando para pessoas que estão enterrando ministérios, chamados. Eu estou falando para pessoas que esqueceram que Persone che hanno Deus dimenticato che colocou Dio sobre você ha messo sopra di te uma unção, un'unzione, uma autoridade. un'autorità Que Deus não te quer onde che Dio você non vuole- está. che non vuole Deus te che quer tu sai dove você tu aos sei. pés dele, Dio vuole i tuoi na piedi presença nella sua dele. presenza. em nome do Senhor Jesus. In nome del Signore Gesù. Preghiamo que o Espírito Santo de Deus possa mostrar a você Che lo quem Spirito Santo di Dio possa verdadeiramente você mostrare é. a voi chi veramente voi siete. Em nome do Senhor In nome di Jesus. Gesù. E eu quero falar mais uma vez, Io você é voglio livre. dire ancora una Você é volta, livre. tu sei libero. Você tu é sei livre. libero. Você, sei libero. Deus te libertou. Dio ti ha liberato. E a palavra do E Senhor la diz: parola se del Ele te Signore libertou dice, verdadeiramente, Ele ti ha você é liberato liberto. veramente. As Tu coisas sei velhas libero. Le cose passaram vecchie sono e passate, o novo e il nuovo de di Deus, Dio, sabe, o revestimento do revestimento novo homem novo está sobre a tua vida. sobre la Em tua nome vita. do Senhor In nome Jesus di Gesù. Cristo.
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Papai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me
Eu quero ir mais perto. Eu quero te abraçar, eu quero te abraçar. A tua presença cura, traz cura, traz cura. A tua presença libera. Tra pochi minuti finiremo, festeggeremo, ci sarà un momento di comunione, di condivisione insieme per vivere questo 18° compleanno con allegria, con gioia, ma non voglio finire questo culto senza fare alcuni ringraziamenti che sono sicuramente da parte di tutti noi. Il primo ringraziamento è senza dubbio per il nostro Dio che ci ha permesso oggi di essere qua a compiere questo 18° compleanno. Il secondo ringraziamento è a tutti quanti noi, perché noi siamo la Chiesa. Noi come uni in Cristo siamo riusciti a restare in piedi e ad arrivare fino a oggi. È un ringraziamento che va a tutte le persone che vengono qua tutti i sabati, che sono membri, tra virgolette, di questo uni in Cristo, dell'ADM, e che anche oggi sono qua a festeggiare con noi, ma è un ringraziamento che va a tutti quanti noi presenti, anche quelli che non sono più parte dell'ADM oggi, ma che hanno fatto parte, sono stati un mattone importante in questa storia, a coloro che frequentano oggi altre chiese, a coloro che per un motivo o per l'altro si sono allontanati anche dalla Chiesa. E non voglio uscire di qua senza lasciarvi un versetto che si trova in Romani al capitolo 11, il versetto 29 dice così, che i doni di Dio sono senza pentimento. Altre versioni dicono la chiamata di Dio è irrevocabile. Questo vuol dire che la chiamata che Dio un giorno ci ha fatto non può essere tolta. Dio non si è mai pentito e mai si pentirà della chiamata che un giorno ha dato a te. Che questo anno, che questo nuovo anno, che questo 18° compleanno, come ho detto, sia sì un bel guardarsi indietro, ma una speranza di ciò che ancora abbiamo da fare, perché Dio non si è pentito e mai si pentirà della chiamata che ci ha dato. Questa chiamata è irrevocabile, è per tutti noi e tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di goderci la chiamata che Dio ci ha dato. Amen.
E un ultimo ringraziamento va a una persona che è molto speciale per me, per Dio e per tutta la nostra Chiesa, perché se è vero che Gesù è il capo della Chiesa, la nostra pastora Andrea è almeno la colonna vertebrale di questa Chiesa, è lei che carica tutto il peso di questa Chiesa. Voi, io un po' di più, voi non avete idea di quanto tempo lei passi, quanto si dedica, quanta devozione ha, non solo per la Chiesa, ma per ognuno di noi, per ogni anima di questa Chiesa. Le ore passate a pregare, il tempo passato a rispondere a chiamate, messaggi, a pianificare, a ideare, tutto ciò che voi vedete è molto, molto, molto grazie al lavoro che lei fa. Puoi venire qua? Un giorno faremo un Truman Show della sua vita, così che vi rendiate conto quanto veramente lei si adopera per questa Chiesa. E quando dico per questa Chiesa intendo per ognuno di noi. Per ognuno di noi. Noi siamo la Chiesa e lei si adopera per ognuno di noi. Amen. Quindi in questo momento come Chiesa volevamo omaggiarla con un ringraziamento speciale e che veramente possiamo fare un applauso a lei per tutto ciò che fa, perché come ho detto, tutto questo al 90% per quanto riguarda la parte umana è tutto merito suo. Amen. Grazie. Non è il mio compleanno, non mi aspettavo per niente questo, non immaginavo niente di questo, ma io amo l'opera del Signore e ringrazio perché Lui ha creduto in me. E questo è un'allegria che io posso ringraziare ogni giorno, perché neanche io avrei creduto in me stessa, ma Lui ha creduto in me. E quindi tutto quello che faccio è una forma di ringraziamento per quello che Lui ha fatto per me per primo. Quindi io amo, a volte se manco qualche giorno di sentirvi, può credermi che non vi dimentico, ma siete tanti e quando volete scrivermi sapete che sono sempre lì pronta a parlarvi e a rispondervi. Grazie, non so cosa dire. Ringrazio mio marito e tutta la pazienza che lui ha, perché questa Chiesa ha bisogno di una persona che ha il suo cuore, la sua vita, e la camminata che lui ha vissuto, la trasformazione che lui ha vissuto. E io posso dire che io ho vissuto e vivo un miracolo ogni giorno per la sua storia, per quello che lui carica ogni giorno nella sua vita. E ho detto che ho chiesto a Dio pazienza e lui ha detto 7 volte in più di quello che ho chiesto e mi ha dato Enrico, e quindi io ringrazio il Signore perché noi non sappiamo quello che noi abbiamo bisogno, ma Dio lo sa, e quindi Enrico è stato un regalo di Dio per la mia vita. Amen. Amen. Anche oggi è il compleanno della Chiesa. Chi ha fatto il compleanno questa settimana? Almir? Qualcun altro ha fatto il compleanno questa settimana scorsa? Nessun altro, quindi Almir è il più fortunato perché il giorno del suo compleanno avrà anche il buffet. Vieni qua Almir che facciamo una preghiera per te per concludere questa serata, ringraziando ancora una volta il pastore Emerson, la pastora Jessie Claire, la nostra sorella Filippa che sono stati qua con noi. Io vi chiedo, siamo uni in Cristo, no? Siamo uni in Cristo? Amen. Allora non usciamo, no, sentite pochi amen. Siamo uni in Cristo? Amen. Non usciamo di qua senza salutarci gli uni gli altri e senza salutare questa famiglia che è venuta per stare con noi, passare con noi questo 18° compleanno. Amen. Facciamo una preghiera per concludere questo culto, per benedire il nuovo anno della nostra Chiesa, per benedire le nostre vite. Compleanno, prego. Qualche altro compleanno di sorpresa? Basta. Amen.
Preghiamo insieme allora ringraziando il Signore. Padre, noi ti vogliamo ringraziare questa sera, Signore, per ciò che hai fatto in mezzo a noi. È stata una serata splendida la tua presenza, abbiamo sentito il potere, la presenza del tuo Spirito, Signore, in mezzo a noi. Sappiamo che ciò che oggi hai messo qua, Signore, è un inizio per qualcosa che tu hai ancora per noi, che è qualcosa di molto e molto più grande di ciò che noi possiamo immaginare. Io ti chiedo questa sera, Signore, di benedire la tua Chiesa, in particolare il tuo figlio e la tua figlia, Signore, che oggi compiono un nuovo anno di vita, Signore. In questa settimana l'hanno compiuto e io ti chiedo, Signore, che tu possa donare pace, gioia, prosperità alle loro case, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ognuno di noi. Amen. Tanti auguri. La tua settimana, che possa veramente benedire questo nuovo anno che tu come Chiesa stai compiendo, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme come uni in Cristo possiamo dire Amen. Tanti auguri a tutti noi.